Negozi chiusi, poco vitale. Riassume così il pensiero che aleggia tra i residenti del quartiere San Marco, un quartiere che si spegne, ne sono il simbolo le serrande che si abbassano e non riaprono, i cartelli vendesi sulle vetrine delle attività commerciali chiuse, lenta agonia che lamentano i commercianti che vorrebbero maggiore vitalità anche per scavalcare la crisi. È un quartiere che si sta spopolando, un quartiere di anziani. I negozi come va? Così e così, tanti negozi chiusi, sì. O crisi del commercio. Certo, certo. Come andrebbe rivitalizzato un po' il quartiere secondo lei? Beh, ci vorrebbe gente giovane, gente, negozi più aperti, un po' tutto, un po' tutto. Poca vitalità nella chiusura dei negozi, che lì è il settore che dovrebbe creare quel volano che permette a un quartiere di sopravvivere. Se continua così la vedo veramente nera. Mancano i negozi perché purtroppo chi è che ha il coraggio di aprire le attività come siamo costretti a pagare e affrontare affitti, affittare le tasse e tutto questo. Traffico e poche possibilità di parcheggio che penalizzano l'accesso alle attività, ci spiegano i commercianti. Corrono troppo, sì. Qua le macchine dovrebbero fare i 30 all'ora, invece fanno anche i 70 agli 80 e se non sei veloce ad attraversare ti suonano. Il problema è il traffico sicuramente perché camminando a piedi per esempio si sente subito un'aria diversa, che è brutta. Parcheggi sono molto limitati e anche troppo controllati. Per essere un centro storico c'è poco permesso di fare parcheggi così per entrare anche nei negozi e roba del genere. Voi negozianti chiedereste insomma un po' più di agevolazione. Elastico.